10 kg di cocaina nascosta nel vano motore dell'auto, un Audi, e in parte nell'abitacolo. Viaggiavano con un quantitativo di droga che, rivenduto sul mercato, avrebbe fruttato 700.000 euro. La coppia di stranieri fermata e arrestata dagli agenti della squadra mobile di Padova all'uscita del casello di Boara Pisani lungo la A13. Tutto è accaduto nel pomeriggio del 16 aprile. I due, lui 36 anni marocchino, lei 37enne di origine romena, genitori di 3 figli tutti minorenni, erano già noti alle forze dell'ordine. A carico dell'uomo precedenti specifici per spaccio di droga e una condanna alle spalle, la donna per reati di truffa e appropriazione indebita. Dopo l'arresto, la successiva perquisizione nell'abitazione della coppia a Cavarzere nel Veneziano ha permesso di trovare e sequestrare oltre 1 chilo di hashish. La misura dell'arresto è stata convalidata dal GIP di Rovigo, procura competente per territorio. Per i due si sono aperte le porte del carcere, il 36enne a Rovigo, mentre la donna a Montorio. I 3 figli della coppia sono stati affidati ai nonni paterni.